Una mareggiata senza precedenti ha flagellato nella notte le coste del Tigullio, 22 diportisti salvati dai vigili del fuoco a Rapallo, dove è crollata completamente la diga foranea del porto, decine di imbarcazioni affondate. Portofino completamente isolata, crollata in più punti la provinciale 227, il borgo raggiungibile solo via mare, ripristinata in giornata la luce elettrica mentre manca ancora il gas, crollata anche parte della diga foranea di Santa Margherita Ligure. Distrutta dalla la passeggiata mare di Zoagli, le onde hanno cancellato i percorsi di Levante e di Ponente e danneggiato negozi, attività commerciali e bagni. Il borgo, dice il sindaco, è irriconoscibile. Danni ingenti anche a Sestri Levante. Le zone più colpite dalla mareggiata sono state quelle di Renà a Riva Trigoso e Portobello. Riaperta la viabilità nelle gallerie di Moneglia e di Sant'Anna. Dalla mezzanotte torna l'allerta gialla sui bacini di Levante. In vigore per 24 ore, previsto il ritorno della pioggia e la risalita del moto ondoso. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Uno scenario apocalittico, quello che si è trovato davanti questa mattina il Tigullio. Dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte, con forza sempre crescente, una violenta mareggiata di scirocco ha flagellato le coste del Levante, colpendo in particolare i comuni del Tigullio occidentale, ma anche Sestri Levante. Le situazioni più gravi a Rapallo e Portofino. Il borgo di Portofino risulta completamente isolato a causa del crollo di alcuni tratti della provinciale 227 che ha provocato l'interruzione dell'energia elettrica e del gas. A Rapallo è stata invece completamente distrutta la diga foranea del porto Carlo Riva. Qui ieri sera si trovavano riparate quasi 400 imbarcazioni, la metà delle quali è stata danneggiata. Questo il resoconto del presidente del porto, la dottoressa Scarpino. Molti gli yacht che sono affondati o che hanno rotto gli ormeggi andando a finire contro il muraglione della passeggiata a mare. Vediamo proprio le immagini di questa mattina. Il momento più difficile però si è vissuto ieri sera, intorno alla mezzanotte. Un gruppo di 22 diportisti, le cui barche erano ormeggiate nel porto, è rimasto intrappolato per alcune ore sulla diga crollata. I vigili del fuoco sono intervenuti con sommozzatori e in appoggio la squadra di Rapallo e 2 squadre di soccorso acquatico per recuperarle e metterle in salvo, affamate e in stato di ipotermia. I sommozzatori hanno fatto la spola fra il molo e la banchina, issando a bordo del natante i pericolanti e portandoli poi al presidio sanitario allestito per l'occasione nei locali del circolo nautico. Vediamo proprio le immagini dei vigili del fuoco, del salvataggio messo in corso, realizzato nella serata di ieri. Questa mattina lo scenario dunque che si presentava davanti agli occhi di tutti era quello di un uragano che ha colpito le zone del Tigullio. A fare visita, a fare un sopralluogo ai luoghi maggiormente colpiti dalla mareggiata il presidente della Regione Liguria accompagnato dagli assessori Viali e Gianpedrone. Facciamo il punto nel nostro primo servizio. Vittime e feriti ad oggi non se ne contano, ma è questa l'unica notizia positiva di una 24 ore che il Tigullio si ricorderà per molti anni a venire. Da Portofino a Sestri Levante, passando per Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli, il mare impetuoso, sospinto da un vento di scirocco che ha toccato punte di quasi 150 km all'ora, ha lasciato una scia di danni e distruzione che al momento non è possibile ancora quantificare con certezza. Un borgo completamente isolato, senza luce, gas e telefonia a Portofino, un porto che praticamente non esiste più, quello di Rapallo, con decine e decine di imbarcazioni e yacht distrutti se non affondati. Una passeggiata cancellata nella sua interezza, quella di Zoagli, e ancora i danni alle spiagge di Renà e di Portobello, a Sestri Levante, stabilimenti balneari e locali con gravi danni a Santa Margherita Ligure, Lavagna e Moneglia. E questa, in rapida sintesi, la panoramica dei danni provocati dalla mareggiata che ha colpito in tutta la sua violenza il Levante. Questo il dossier che la Regione ha messo davanti al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che nel pomeriggio, accompagnato dal presidente della regione, ha sorvolato in elicottero la costa colpita dalla furia del mare. Abbiamo già concordato con il governo evidentemente lo stato di emergenza, ma era scontato. Lo firmeremo stasera, lo porteremo in giunta domani. Dopodiché chiederemo tutto l'aiuto che ci serve per queste giornate di emergenza, per rimettere le condizioni delle persone di potersi muovere, spostare, portare i figli a scuola, andare a lavorare, e poi cominceremo ovviamente con gli amici balneari, albergatori, ristoratori, commercianti, la
perdita dei danni e quindi tutto quello che si comporta. Bisogna muoversi, il Natale è molto vicino, vorrei arrivare a Natale con una regione Liguria che sia con la migliore livrea per chi ci visita e poi anche le strade importanti che richiederanno del lavoro averle pronte per l'estate prossima. Vi siete dati questo obiettivo, l'estate, un ritorno se si può alla normalità? L'estate per i lavori strutturali importanti, per quelli minori io mi auguro che nelle prossime 3-4 settimane ovviamente la Liguria torni alla normalità. Siamo capaci, abbiamo vissuto tante emergenze, abbiamo vissuto tante tragedie, anche una molto recente. Dal 14 di agosto non ci si è fermati comunque? Francamente no, e cominciamo a sentirla tutta, però siamo qua e ci rimbocchiamo le maniche. E lo ricordiamo questo pomeriggio la visita a Genova del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Intanto sono tornate ad essere percorribili tutte le linee ferroviarie da e per la Liguria, interrotte a causa della mareggiata per buona parte della giornata. La mobilità è garantita, seppur con limitazioni su tutte le linee, mentre proseguono gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per liberare la sede ferroviaria dai detriti e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria. In particolare sono attualmente in corso interventi di ripristino per i danni dovuti alle mareggiate vicino a Genova Nervi e poi sul resto della regione Loano Albenga, e percorribili anche le linee con Milano. Sono in fase di riprogrammazione invece i collegamenti fra Sestri, Levante e Savona con un treno ogni ora. E adesso andiamo a vedere nel dettaglio le diverse località del Tigullio colpite da questa violenta mareggiata. Iniziamo da Rapallo, sicuramente la più colpita in termini economici dalla mareggiata. Siamo in collegamento telefonico con il vice sindaco Pier Giorgio Brigati. Buonasera Brigati. Buonasera a voi. Allora, buonasera. Si conclude questa giornata iniziata ieri sera con questo mare che non ha dato scampo al porto di Rapallo. Che bilancio si può fare, se ancora si può fare, di questo evento? Il bilancio è un po' presto, però la situazione è molto pesante. L'unico bilancio positivo è che non ci sono né morti né feriti, perlomeno non feriti gravi, e questo credo che con quello che è successo sia già una cosa molto positiva. Per quanto riguarda i danni, credo che sono moltissimi. Abbiamo già immaginato di costituire un ufficio apposta per raccogliere le richieste di commercianti, artigiani, insomma i ristoratori, piuttosto che altre categorie danneggiate, che sono molte, ma ora prima di questo stiamo pensando a mettere in sicurezza alcune cose che sono, per esempio la foce del San Francesco, che è ostruita da 2 imbarcazioni, ecco, che domani mattina pensiamo di rimuovere. Ecco Brigati, in effetti adesso come intendete muovervi per liberare poi tutto il litorale? Vediamo le immagini, parlano da sole queste imbarcazioni spiaggiate lungo il litorale, lungo la passeggiata. Come intendete muovervi? Da lì credo che bisognerà farlo dal mare, così ci diceva oggi il comandante del porto di Genova, perché le dimensioni delle barche che sono incagliate non permettono di intervenire da terra, ma credo che nei prossimi giorni ci saranno interventi soprattutto dal mare. Quelle grandi sarà così, quelle piccole cercheremo di muoverci invece da terra come possiamo, anche cercando di evitare ulteriori sversamenti di carburante in mare, perché è un altro problema anche quello, insomma. Ecco, anche un'altra zona colpita è San Michele di Pagana, anche qui che situazione abbiamo? San Michele è devastata. Comunque noi con il sindaco abbiamo convocato una giunta d'urgenza, oggi abbiamo stanziato 200.000 euro per i primi interventi da effettuare. Pensiamo di formare una unità di crisi per così elencare tutti gli interventi più urgenti e per coordinarci al meglio. Ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti i volontari che per tutta la giornata hanno lavorato alacremente, e già stasera va meglio di stamattina la passeggiata a mare, insomma. Abbiamo visto in questo momento le immagini della diga foranea, anche qui bisognerà iniziare a ricostruire nel più breve tempo possibile. Sì, bisogna iniziare a ricostruire, a progettare. La forza del mare è stata tremenda, onde che secondo me superavano i 10 metri, e credo che qui ci vorrà sicuramente
un intervento radicale, insomma questo però è un problema che affronteremo successivamente e nelle sedi opportune. Grazie mille, grazie a Pier Giorgio Brigatti, il sindaco del comune di Rapallo, grazie ancora. E se Rapallo, dicevamo, è sicuramente il comune che conta i danni più ingenti dal punto di vista economico, è Portofino la località che sta patendo le conseguenze peggiori a causa dei danni riportati dalla mareggiata. Da questa notte infatti il borgo è completamente isolato a causa del crollo in più punti della provinciale 227. La luce è stata ripristinata questo pomeriggio, ha fatto sapere il sindaco, mentre domani sono previsti i primi sopralluoghi dei tecnici per ripristinare anche la fornitura del gas, la cui conduttura è crollata insieme alla strada. Facciamo il punto. È stato riaperto la strada che collega Portofino al Culm, Portofino Vetta. Perciò, quindi non è isolata? Allora, è isolato, però abbiamo la possibilità di far passare mezzi di soccorso piccoli, una piccola Panda, un porter. Quindi un'ambulanza potrebbe passare? Un'ambulanza, adesso eravamo qua in riunione, ho parlato con la dottoressa Rabagliati, la quale adesso fa arrivare a Portofino un'ambulanzina, un 4x4 della Panda. C'è già sul territorio, sono già stati portati dai vigili del fuoco, comunque medici e infermieri. Questa mattina ci siamo sentiti e sono subito intervenuti, perciò ringrazio il pronto intervento da parte di tutti gli enti, ecco, quello assolutamente. Nel borgo qual è la situazione? Che danni ci sono stati? Nel borgo la situazione è il posto di una mareggiata intensa con danni comunque imbarcazioni, portoni, negozi e piazzetta, ma quello sono cose che non siete abituati, fra virgolette. Non è un problema, ecco, è stata una mareggiata come non si è mai vista, quello certo, però diciamo che queste cose qua, ci sono i portofinesi, già ieri sera si sono riboccate le maniche tutti insieme e ora stanno pulendo, stanno sistemando la situazione. Il problema grosso è l'accessibilità della strada, che è la provinciale 227, che per 200 metri non esiste più. Questo sarà un grosso problema. Ho avuto la dichiarazione pronta dell'assessore all'infrastrutture Gianpadrone, il quale ha detto che sicuramente avrà le risorse disponibili per poter ripristinare al più presto la strada, però sarà un lavoro non breve. Adesso perciò è importante ripristinare una linea via mare, ecco. Si aspetta l'esercito a questo punto anche per un primo collegamento? Sì, l'abbiamo già chiamati ieri sera insieme col sindaco Donadoni, c'è già la disponibilità della protezione, della colonna di protezione pronta per venire e probabilmente il genio militare valuterà anche un intervento sulla strada. Ecco. Di cosa ha bisogno adesso Portofino? Portofino adesso ha bisogno soprattutto di poter ripristinare il gas, la luce, ci hanno dato disponibilità sulla luce, sicuramente il gas c'è un po' di problematiche perché la condotta passa dove c'è tutta la strada. Ecco. E restiamo in zona sulla Literania verso Portofino. La mareggiata ha distrutto la nota discoteca Il Covo di Nord-Est. La forza del mare ha reso inagibile l'intera struttura, devastando i locali interni, le vetrate e gli arredi. Vediamo proprio le foto. Un evento così in quella zona non era mai accaduto, secondo quanto testimoniato dalle persone presenti in zona. Tanto sconforto e sconcerto nei volti dei dipendenti e dei gestori del Covo, che ora temono per il futuro dell'attività. Il mare ha anche rovinato il parcheggio vicino al locale e la forza delle onde ha aperto delle voragini sul muro di contenimento. E insieme alla strada litoranea, la mareggiata della scorsa notte ha letteralmente distrutto alcuni locali che si affacciano sulla baia tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Uno di questi è il ristorante Capo Nord. Abbiamo intervistato il proprietario. Sentiamo. Qua era la zona del Plateatico, più in basso c'era un'altra terrazza, là c'era un pontile che adesso non c'è più, questo era il bagnetto, insomma un bel disastro, lo dico da presidente dei commercianti di Santa Margherita e Portofino, io credo che sia un disastro per molte attività commerciali, veramente una cosa incredibile. Io ho tanti anni che vivo a Santa Margherita, ma in 40 anni non ho mai visto un disastro del genere, insomma. Non c'era alcuna possibilità anche di mettere in sicurezza, perché qui ci affacciamo proprio sul mare. Qui siamo sul mare, tra l'altro Capo Nord è in una zona relativamente protetta, perché di solito il mare quando si alza, quando diventa è verso più il covo che
le onde vanno a sbattere, diciamo. Invece ha preso tutta questa parte. Io poi sono andato verso la strada che porta a Paraggi, a Portofino, e proprio ci sono delle voragini, è pericoloso andare. Un disastro enorme, insomma, per tutto il Tiguglio. Poi ho saputo che anche Rapallo ha dei grossi danni, dei grossi problemi, San Michele, insomma. Ci sarà da lavorare molto, io credo. Certo, speriamo anche in qualche aiuto, perché chiaramente soltanto da privati sarà difficile ripristinare tutta questa situazione, anche i comuni saranno in difficoltà. E i comuni saranno in difficoltà, ho la speranza di credere che la Regione Liguria, insomma, interverrà in maniera importante per poter permettere la ricostruzione da qua alla prossima stagione, perché poi è chiaro che tutto questo comprensorio vive di turismo e quindi Portofino, Santa Margherita, Rapallo, insomma, sono delle cittadine fondamentali per il turismo della Liguria, almeno del Levante ligure, insomma. E anche Santa Margherita Ligure ha subito dei danni, la diga del porto è stata crollata per un buon tratto, alcune imbarcazioni sono state danneggiate con il mare che nella notte ha invaso il lungomare. In queste ore si stanno portando avanti le operazioni di pulizia dei detriti e di ripristino del litorale. Anche in questo caso abbiamo fatto il punto insieme al sindaco. Sentiamo. Qual è la situazione da voi? Allora, dalla mattina presto di questa notte sono in corso i lavori di ripristino per la viabilità che è stata risistemata per gli interventi di prima sicurezza dalla zona di Ghiaia fino alla zona di Corte. E adesso è in corso anche la rimozione dei detriti e dei rifiuti per poter cominciare a ristabilire una condizione ordinaria in zona passeggiata mare e marciapiedi immediatamente limitrofi. Sarà un lavoro lungo, però devo dire che devo ringraziare non soltanto la polizia locale, l'ufficio tecnico, gli uffici comunali e la protezione civile, oltre che i carabinieri, forze dell'ordine, ma anche i cittadini che stanno dando un supporto concreto e importante, anche tanti ragazzi giovani. È stato davvero per me entusiasmante e carico di fiducia poter girare per la città come dire, in questa situazione nefasta e vedere così tante persone che erano disponibili a offrire la loro solidarietà e il loro impegno. Credo che sia la dimostrazione che Santa Margherita è pronta già per ripartire. Il porto ha subito danni da voi? Ha subito danni molto ingenti. La calata porto, che ovviamente era un'unica struttura con questo pennello che arriva in mezzo al mare, oggi è troncata a metà. C'è un buco, dunque un danno strutturale importante, a cui si aggiungono altri danni strutturali relativi a cedimenti, in particolare sulla strada per Paraggi. E restiamo a Santa Margherita Ligure. Oltre ai danni materiali e alle cose, anche alcune vite umane sono state tratte in salvo dalle onde la scorsa notte durante la mareggiata. Ascoltiamo la testimonianza di uno dei pescatori che si trovavano nell'area portuale, che ha prestato aiuto ad un natante in difficoltà. Come avete vissuto questa nottata, questa mareggiata? È stato un trauma, l'adrenalina è andata via, piano in pianino sta andando via adesso. Qual è stato il momento più difficoltoso, lo scenario nel quale vi siete trovati? Direi tra le 8 e le 10, le 11 di sera, quando si capiva che alcune persone potevano rischiare la vita. Quindi oltre alle barche si poteva rischiare la vita di alcune persone. Alcune persone che erano però preposte al controllo? Alcune persone che sono state sorprese, si sono trovate a cadere in mare o in situazioni difficili con la propria barca, cercando di salvare la propria barca. Che era una delle, diciamo così, raccomandazioni che era stata fatta comunque di non mettere a repentaglio la propria vita per salvare la barca. Però a volte la barca è la propria vita ed è il proprio lavoro, quindi... Lei personalmente ha dato la mano a qualcuno per mettersi in salvo? Ma si è riusciti con un gommone a salvare una signora che era a bordo del proprio yacht e si è riusciti a prenderla, a portarla a riva e a metterla in sicurezza. In questi frangenti anche voi siete in pericolo, come si opera? Con quali, diciamo così, precauzioni? Con un giubbetto di salvataggio si cerca di dare una mano a chi ha bisogno. Lei ricorda una mareggiata così forte nel passato? Io ricordo quella del 2000-2001, adesso però non era così forte. Questa è stata, credo, la memoria d'uomo la più forte che c'è mai stata. Intanto è venuto giù anche un pezzo della diga del porto.
Sì, la parte nuova che evidentemente aveva qualche problema strutturale perché la parte vecchia non è venuta giù. Intanto il Comune di Rapallo comunica che per le ore serali e notturne il lungomare cittadino, così come la frazione di San Michele di Pagana, saranno presidiati da personale della protezione civile e delle forze dell'ordine. Sul lungomare il transito veicolare risulta interdetto. Vista la situazione critica, si consiglia alla cittadinanza di non avvicinarsi per nessun motivo alla zona mare. Intanto si informa anche che nella zona della foce del torrente San Francesco non si registra alcuna fuga di gas. Si consiglia comunque alla popolazione di seguire le comunicazioni ufficiali che verranno diffuse tramite i canali istituzionali. E ci spostiamo adesso a Zoagli. Il mare nella notte ha invaso la piazza centrale del paese, ma i danni più gravi si contano alla passeggiata a mare, sia di levante che di ponente, crollata in più punti. Ingenti le conseguenze anche per alcuni locali che si affacciano sulla spiaggia. Sentiamo il sindaco. È sparita completamente la passeggiata, in certi punti non si sa neanche più dove passava, tenendo presente che è una passeggiata su roccia, perciò l'ancoraggio deve essere, diciamo, in un certo modo perfetto. Sia la parte di ponente che di levante della passeggiata? Tanta parte di ponente e di levante. Purtroppo quando viene quel tipo di mare lì che entra anche in Rapallo, in Santa Margherita, ci distrugge parecchio. L'altro mare di Velta crea dei problemi alla ringhiera, invece qui ha creato dei problemi anche alla struttura. Ecco, adesso in piazza è arrivato il mare, fino in piazza? In piazza è arrivato il mare, ci sono dei ristoranti che è arrivato dentro, che l'hanno sventrati, ora non faccio di nomi, però hanno avuto dei danni enormi. Penso che sia significativo anche l'intervento su queste parti private. Ora vediamo. Chiederete i danni, comunque farete la conta dei danni? Sicuramente. Adesso bisogna iniziare a lavorare. Sì, hanno iniziato a pulire, però. E nelle parole del sindaco, i danni che hanno subito alcune attività commerciali si trovavano lungo la passeggiata. Siamo andati a visitare i bagni Silvano. Sentiamo. È esploso il pavimento? Sì, l'acqua che si è infilata sotto ha esploso la soletta, ma era una situazione che nessuno poteva farci niente. Tra l'altro sotto la circolazione dell'acqua era libera perché poggiava su dei piloni. Sì, no, è tutto su pilastrato, libero ai lati e soltanto il muraglione a monte, ma non è bastato. Ma ci raccontava che questo è un locale che, diciamo così, ha una storia proprio, no? Da quanti anni qua a Zoagli? Storia di famiglia, perché dal 1937 che noi, insomma, la nostra famiglia è qua, prima c'erano i miei suoceri, poi mio marito, adesso ci siamo noi, ma non so se questa volta riusciremo a raddrizzarci. E io qui faccio un appello ai politici, so che i nostri della Liguria si sono attivati, ma devono fare la voce grossa a Roma perché ci facciano uscire da quella Bolkestein che se no non ci darà modo di ricostruire e di rimetterci in piedi, perché se noi fra 2 anni scadiamo come concessione è inutile che ci rimettiamo a ricostruire un qualcosa. So che il Scaiola si era attivato per far sì che noi avessimo una proroga, so che il signor Bolkestein in persona è andato a Roma a dire che gli stabilimenti balneari dovevano essere fuori dalla sua direttiva, ma sembra che a Roma non lo ascolti nessuno. Quindi noi facciamo questo appello: o ci togliete questa spada di Damocle dalla testa o se no lasceremo andare tutto in malora. Avete superato anche i bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale? Siamo sopravvissuti a quelli e speriamo di sopravvivere anche questa volta, però abbiamo bisogno più che altro di certezze per il futuro. Ci spostiamo adesso a Chiavari, la cittadina e il porto è stato risparmiato dalla mareggiata. Il sindaco nell'esprimere solidarietà ai comuni del territorio colpiti dall'ondata di maltempo e considerati gli ingenti danni strutturali subiti dai porti di Rapallo, Santa Margherita Ligure, offre, d'intesa con Marina Chiavari e Tiguglio Shipping, la disponibilità gratuita del porto turistico per superare l'emergenza in corso nei limiti dei posti di barca liberi e dell'ampiezza degli stessi. La mareggiata, dicevamo, ha risparmiato il porto.
porto, anche se ci sono stati alcuni danni che vediamo anche dalle immagini. Completamente distrutta la casetta dei pescatori sulla diga. La struttura era stata danneggiata nel dicembre scorso. Quest'anno l'amministrazione aveva deciso di partecipare ad un bando per ottenere un contributo utile alla ricostruzione integrale dell'edificio, che doveva avvenire con materiali diversi e più resistenti. Quest'ultima mareggiata ha distrutto i resti della casetta rimasti in piedi nel 2017. Danni anche al distributore di gasolio, sempre all'interno del porto. Nessun disagio rilevante invece per le imbarcazioni. Sulla spiaggia del Lido, vicino alla foce del fiume Entella, la mareggiata ha depositato molta legna e detriti che dovranno essere recuperati e smaltiti. Ieri sera a Viale Marconi invece è stato chiuso al traffico per il crollo di 3 alberi, ora riaperto alla circolazione, mentre nel parco di Villa Rocca le forti raffiche di vento hanno distrutto una palma storica, come è accaduto anche nel piazzale della chiesa di Rialto, dove la protezione civile è intervenuta per mettere in sicurezza un pino spezzato e pericolante. Il maltempo ha causato disagi anche a Lavagna. A Cavi si è aperta una voragine di circa 2 metri di diametro all'altezza dei bagni Aldebaran, a loro volta danneggiati dalla mareggiata. Allagamenti si sono verificati in via Brigate Partigiane e piazza Nazario Sauro, dove grazie ai volontari la situazione è tornata alla normalità in un paio d'ore. Un principio di incendio poi nei locali comunali sottostanti piazza Milano verso la spiaggia, in una dei locali ad uso delle associazioni pesca sportive. Le onde hanno raggiunto i contatori causando un cortocircuito. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, ma la struttura è stata danneggiata. Infine ieri sera un treno è rimasto bloccato a Caviborgo, è durato circa 3 ore l'intervento di trasbordo dei 150 passeggeri del Frecciabianca, bloccato da un problema tecnico e rimasto anche senza elettricità. Carabinieri e volontari hanno trasferito le persone a bordo su un convoglio appositamente giunto in loco per riportarli alla stazione di Chiavari. Un intervento complicato per il buio, il forte vento e per la presenza di fango sui binari. E non è finita, perché dalla mezzanotte torna l'allerta gialla sui bacini di Levante, in vigore per 24 ore. Previsto il ritorno della pioggia e la risalita del moto ondoso. Intanto la Regione dovrà affrontare anche il problema dello smaltimento dei rifiuti spiaggiati. Di tutto questo ne abbiamo parlato con l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Sentiamo. Questa sera dalle 24 questa zona torna in allerta gialla fino alle 24 di domani, con piogge che potrebbero essere anche importanti, ma soprattutto con un mare che lentamente da domani mattina riprenderà un'attività abbastanza significativa, con onde che prevediamo fino a 3 metri, almeno andando a esaurimento fino alla giornata dell'1, quindi fino alla mattina dell'1. Questo complica un po' le cose, perché abbiamo evidentemente delle ferite scoperte su cui il mare può agire senza, come dire, tanti contrasti. I sindaci sono informati, evidentemente stanno ragionando di come poter fare ad affrontare queste prime ore. C'è tutta una gestione dei rifiuti che comunque il mare ha riversato sulle coste. Come verrà gestita? C'è una parte lignea che al riconoscimento dello stato di emergenza potrà essere a seguito dei sopralluoghi di ARPA bruciato, quindi questo è già un passo avanti che ci stanno chiedendo e che sarà inserita nel riconoscimento dello stato di emergenza. Per quanto riguarda invece la partita legata allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti che si sono accumulati, credo che sarà oggetto di valutazione questa sera col capo dipartimento la possibilità di inserire la cosiddetta tipologia di rifiuto da poter evidentemente sgomberare rispetto alle azioni che i sindaci in somma urgenza faranno. Immagino che li tratteremo come abbiamo fatto in tutte le circostanze di emergenza, cioè con la capacità dei sindaci di smaltirli, ovviamente se non sono rifiuti pericolosi che vanno evidentemente trattati con una norma. Abbiamo sentito, magari questa è anche una nota di cronaca, anche razzi di segnalazione che comunque erano presenti nelle imbarcazioni, adesso potrebbero trovarsi, e quindi anche un avviso comunque alle persone di non muoversi in mezzo a questi oggetti, se no comunque con le precauzioni che è del caso. Io direi che le persone, siccome siamo in una zona molto delicata e peraltro interdetta su alcune specifiche azioni, direi che devono stare attenti, anche perché le prossime ore saranno ancora di allerta, quindi vicino al mare per le prossime 48 ore è meglio non stare. Poi capisco che ci sono esigenze dei privati, delle tante aziende, delle tante attività commerciali, ma ripeto, senza mettersi in pericolo, senza toccare cose che arrivano magari e di cui non si conosce la natura da altre imbarcazioni piuttosto che da qualsiasi tipo di situazione che il mare abbia portato.
E sentivamo l'appello dell'assessore Gianpedrone sulla precauzione da tenere nell'avvicinarsi comunque alle zone di costa colpite dalla mareggiata. Facciamo il punto a questo proposito, chiedendo anche un bilancio al comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, il comandante Antonello Piras, che è in collegamento diretto con noi. Buonasera Piras. Sì, buonasera a tutti. Allora, dicevamo, si è conclusa questa fase critica, queste ultime 24 ore sono state pesanti per il nostro territorio. Che bilancio dal punto di vista del mare si può fare? Beh, sicuramente è stato un evento devastante. Parlo in questo momento ovviamente come capo del circondario, quindi realtà più colpite maggiormente, quindi Portofino, Santa Margherita e Rapallo. Una situazione che mi viene riferito anche dai frequentatori del mare più anziani, mai vista prima, che ha avuto appunto degli effetti molto molto impattanti. Ora è il momento in cui pensare ad andare avanti e cercare di fare in modo, nel limite del possibile, di riprendere l'ordinario. Fondamentale soprattutto ovviamente cercare di evitare di esporsi a pericoli inutili. Ovviamente capisco benissimo che c'è la volontà di tutti, no? di salvare il salvabile, però questo va fatto nel rispetto appunto delle condizioni climatiche e delle condizioni di sicurezza. Ecco, voi state coordinando in un certo senso il recupero degli oggetti, di monitorare comunque una situazione che è difficile, vediamo proprio le immagini parlano da sole. In questo momento innanzitutto abbiamo subito ovviamente degli ingenti danni anche noi come comandi, in particolar modo lo stesso ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure ha gli uffici totalmente KO, ma ci siamo già attivati per vedere di dare ovviamente una risposta. Parallelamente stiamo effettuando il più possibile delle ricognizioni per cercare di capire bene dove si trovano i vari relitti a questo punto che derivano dalla mareggiata che si è sviluppata appunto nelle scorse ore. Niente, quindi in questo momento dobbiamo proseguire a lavorare, cercare di essere il più sereni e più determinati possibile per cercare di restituire a tutti l'ordinario. Ecco, una delle problematiche, sentivamo anche dal vice sindaco di Rapallo, è quella del carburante a bordo di queste imbarcazioni affondate, rovesciate, spiaggiate. Che procedure si stanno seguendo in questo caso? Per quanto riguarda queste procedure è evidente che l'ideale, come dicevo prima, è fare una ricognizione per capire qual è lo stato dello scafo e quindi capire se è possibile poi rimuoverle senza che ci siano pregiudizi per l'ambiente, no? Però queste sono valutazioni ovviamente che vanno fatte dopo aver fatto un'attenta ispezione dei fondali e dello stato dei relitti. Bene, grazie comandante, ovviamente grazie anche per l'impegno e il lavoro che è profuso in queste ore. Diciamo che la nota positiva di tutta questa situazione è che feriti gravi non ce ne sono stati, questo è un vantaggio, un punto a favore comunque di tante persone che si sono spese perché questo avvenisse. Assolutamente sì, abbiamo avuto delle ore molto intense e durante queste ore la cosa fondamentale è appunto essere riusciti a salvare diverse persone. È un sistema che si è mosso in maniera compatta nonostante l'impeto della tempesta che si è scatenata sul Tigullio. Grazie ancora comandante Piras, buon lavoro. Grazie anche a voi, buona serata. E concludiamo quest'ampia pagina dedicata alla mareggiata facendo un bilancio con l'altra zona del Tigullio colpita in maniera considerevole, ovvero Sestri Levante. Anche in questo caso siamo in collegamento con il sindaco Valentina Ghio. Buonasera Ghio, anche la vostra Buonasera zona, a voi. Renà in particolare, è stata colpita oltre a Portobello, la baia di Portobello. Sì, è stata colpita duramente, ancora fino a poco fa stavamo quantificando i danni. Renà in particolare è stata colpita in modo strutturale perché è scomparsa letteralmente una parte di strada del borgo insieme anche a buona parte del terrapieno che faceva da protezione della strada. Ancora questa sera c'è stato un ulteriore smottamento causato dal mare. E invece a Portobello è stata ulteriormente indebolita la diga foranea con
sabbie, allagamenti fin sulla piazza del comune, tante barche perdute e danni alle strutture sia private che pubbliche, quindi con allagamenti e anche pezzi proprio del selciato, dei camminamenti che sono saltati. Ecco, alle attività commerciali, gli alberghi che si affacciano sulla baia hanno subito danni? Sicuramente, insomma, il Miramare ha subito danni ingenti, il ristorante Portobello, ma anche sul porto, il San Marco, il Bunker Bar a Riva Trigoso, solo per citarne alcuni, ma in tanti sono stati al Bistromare, sono stati allagati, hanno subito danni importanti. Devo dire che da questa notte sia le maestranze comunali, della protezione civile, le altre forze dell'ordine, ma anche volontari che spontaneamente questa notte sono scesi con la pala, con la scopa ad aiutare, hanno fatto sì che questa sera almeno il lavoro di pulizia grossa della sabbia sia ad un buon punto, però rimangono i danni strutturali che ci hanno già fatto scrivere oggi una lettera alla Regione, che sono quantificabili ad una prima e spannometrica valutazione a oltre 4 milioni di euro di danni, insomma, che sono difficilmente risolvibili in breve tempo e che richiedono soprattutto di un grande aiuto. Sul fronte dei collegamenti, la chiusura è obbligata durante la mareggiata delle gallerie sia di Moneglia che di Sant'Anna. Al momento la viabilità è stata ripristinata, è stata riaperta. Ci sono danni che hanno subito queste strutture? Sì, in particolare c'è un fronte aperto nelle gallerie di Moneglia, diciamo nella zona di Valle Grande, dove si è aperta una fessurazione non proprio sulla strada, infatti la viabilità è ripresa, ma ai margini della strada verso il mare è veramente ampia, proprio si è aperta una voragine molto ampia e su quello occorre sicuramente intervenire, altrimenti la voragine andrà avanti e precluderà di nuovo il traffico, la circolazione, quindi questo è un altro danno molto significativo della mareggiata. Grazie Sindaco per gli aggiornamenti ovviamente di Sesti Levante, ma anche di tutte le altre cittadine del Tigullio. Avremo modo di parlare nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, dando aggiornamenti e quant'altro. Ancora una parentesi sul maltempo che ha colpito anche l'entroterra con le forti piogge anche nella giornata di ieri. Andiamo ad Acero, nel comune di Borzonasca, che è senza corrente elettrica dalle 23 di ieri sera. Le famiglie residenti hanno chiesto ad Enel di risolvere il problema. Attualmente però riferiscono la risposta ricevuta è che non ci sono generatori disponibili da poter inviare in valle. L'assenza di corrente sta mettendo a dura prova anziani e famiglie con bambini, ma anche chi ha animali generalmente custoditi dentro recinzioni elettriche si trova in difficoltà. Acero è rimasta senza corrente già sabato per tutto il pomeriggio e ora questo nuovo episodio dovuto al maltempo. E nell'entroterra il maltempo ha causato la chiusura della provinciale 72 di Torriglia, la 62 di Alpepiana invece è rimasta aperta a senso unico alternato per il cedimento di un versante. Interessate da cadute di alberi e interruzioni temporanee le statali 225 a Moconesi e Lumarzo e sull'Aurelia in prossimità della galleria di Ruta verso Rapallo. A Castiglione Chiavarese il maltempo ha causato il crollo di un cipresso in località Morasca, causando lo spostamento di un tubo del gas e l'interruzione di 2 strade, una pedonale e l'altra relativa all'attraversamento di una via privata. A Mezzanego, e in questo caso abbiamo anche delle foto, un grosso albero è caduto a Castello di Vignoro. E chiudiamo questa edizione del telegiornale con lo sport, perché oggi era prevista la riunione della FIGC che doveva decidere sul proseguio o meno dei campionati a 19 squadre e dopo il Consiglio federale di questa mattina la Lega Pro, la FIGC ha deciso che i campionati di Serie B rimarrà a 19 squadre, lo leggiamo dal sito di ANSA, la grana della Serie B in prima battuta, poi le nomine dei primi programmati in vista di una nuova riunione più il primo Consiglio federale del governo di Gabriele Gravina in Federcalcio si è risolto nel giro di un'ora e mezza, il tempo per augurare ai componenti una stagione di lavoro fruttuoso, per poi fissare la linea politica sulle sentenze del Consiglio di Stato in merito al blocco dei ripescaggi in Serie B e le nomine di 2 vicepresidenti. Dunque la decisione per quanto riguarda Gravina che il campionato per ora di B per ora resta a 19 squadre. E dopo il Consiglio federale di questa mattina la Lega Pro ha stabilito il ripristino
dunque dello svolgimento delle partite di Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena, Ternana, Entella e Viterbese. Le squadre riprenderanno a giocare nel weekend del 3 e 4 novembre con le partite della 10ª giornata del campionato di Lega Pro. L'invito da parte dei vertici della FIGC è quello di tornare a giocare per non accrescere ulteriormente il numero di partite da recuperare. Il prossimo 6 novembre però ci sarà l'udienza al TAR per ridiscutere la riammissione in Serie B della Virtus Entella. Il 15 invece l'udienza collegiale che sancirà se la Serie B rimarrà a 19 squadre o meno. E c'è il comunicato della Virtus Entella in merito alla decisione della FIGC del campionato a 19 squadre. L'Entella ribadisce per l'ennesima volta che esiste una decisione del Consiglio di garanzia del CONI mai ottemperata, pur essendo definitiva, e chiede per quale motivo anche la nuova governance della FIGC convalida questa inspiegabile posizione che ha contraddistinto la gestione commissariale di Fabricini. Ci preme sottolineare come le sentenze devono essere applicate e non eluse da comportamenti dilatori. Questo si legge nella nota, perché ci si ostina a perpetrare questa grave ingiustizia nei confronti della nostra società. Al presidente Gabriele Gravina ricordiamo che martedì prossimo 6 novembre il TAR si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di FIGC e Lega DB. Questa è la nota, si legge nella nota della Virtus Entella. Per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa, fissata a sorpresa dalla Serie C per domenica prossima 4 di novembre, a dopo il pronunciamento del TAR. Poche ore di attesa dopo che il nostro club aspetta di vedere applicati i propri diritti dallo scorso 19 settembre. Questa è la nota della Virtus Entella. Vedremo se verrà accolta o meno la richiesta di posticipare anche questa gara, la prossima gara di campionato decisa per il 4 di novembre, richiesta questa fatta dalla Virtus Entella. E con questa notizia si conclude questa lunga edizione di Tigullio Oggi, dedicata per la maggior parte ai danni della violenta mareggiata che ha colpito il Tigullio in queste ultime ore. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il Buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello, e poi alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.